Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Recentemente, per la precisione il 25 febbraio scorso, a Pieve di Soligo si è tenuto l'Open Day di nuoto paralimpico e per parlare di questo importante evento abbiamo qui Federica Fornasiero dello staff tecnico nazionale FIMP. Innanzitutto salve e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie per il vostro invito perché è sempre un piacere parlare con voi, parlare agli ascoltatori del territorio che voi seguite e anche perché è un'occasione per parlare di storie belle, di una cosa molto bella che è successa in questi giorni. Piacere nostro. Allora, innanzitutto, come si è svolto l'Open Day e come è stato organizzato? Allora, lo scorso 25 febbraio a Pieve di Soligo, presso la piscina che è all'interno della struttura La Nostra Famiglia, Pieve di Soligo, e, gestita anche dalla sedi Viribus, e tramite la delegazione regionale del nuoto paralimpico è stato organizzato questo Open Day, cioè un momento aperto a famiglie e a atleti che volessero conoscere da vicino il nuoto paralimpico. Vi ricordo che il nuoto paralimpico si rivolge a persone con disabilità fisica e visiva e all'alto livello della disabilità intellettiva, in modo da avviare un percorso di nuoto e volendo poi successivamente anche di agonismo. E infatti questo momento del 25 febbraio, una bella domenica mattina, ha visto l'arrivo di 10 nuovi atleti e devo dire giovanissimi perché erano bambini dagli 8 anni in su, c'era anche qualche allievo più grande e soprattutto del territorio di Venezia e Treviso. C'era anche un paio di ragazzi di Vicenza e Belluno, però insomma soprattutto di questa, del contesto geografico trevigiano e veneziano, e ha permesso appunto di conoscere 10 nuove storie di bambini che hanno voglia di nuotare e di eventualmente pensare anche a una competizione, circondati da un altro momento sempre legato al nuoto paralimpico, che è quello di mettere a disposizione le videoanalisi subacquee delle nuotate per atleti paralimpici già in attività in Veneto e mettere a disposizione l'analisi di queste nuotate tramite il biomeccanico della nazionale Matteo Poli, che insieme anche agli atleti e agli allenatori ha visionato le immagini subacquee delle nuotate al fine di trovare degli aspetti di miglioramento in modo da avere più soddisfazioni nel momento agonistico per i nostri atleti. Molto interessante sicuramente questo aspetto delle videoanalisi, la tecnologia in ausilio a questa disciplina sportiva. La tecnologia è un aspetto molto molto interessante in ambito paralimpico in generale, ma nel nuoto in particolare, anche perché ad esempio per atleti non vedenti la tecnologia ci aiuta, dopo che l'atleta è ambientato e ha mosso, diciamo, le prime bracciate in acqua, anche con degli ausili che vanno a sopperire alla mancanza della vista. Uno strumento in particolare è un auricolare subacqueo che l'atleta indossa e usa la trasmissione transossea, per cui l'atleta in acqua indossa questi auricolari e l'allenatore o l'istruttore all'esterno tramite un walkie-talkie parla e può dare delle indicazioni sia tecniche sia di sicurezza all'allievo in acqua. Parliamo già di allievi che appunto hanno superato l'ambientamento e le prime bracciate. E mentre per atleti con la disabilità fisica, appunto queste particolari telecamere subacquee con un carrello che scorre lungo la vasca che segue l'atleta durante la nuotata permette di fare delle riprese
e nei momenti della bracciata, della virata, del tuffo di partenza e di trovare appunto, dei margini di miglioramento, soprattutto tecnici e soprattutto collegati al tipo di disabilità, perché laddove non c'è la possibilità di usare le gambe si va a studiare meglio la linea di galleggiamento o la bracciata, laddove non c'è la possibilità di usare gli arti superiori si va a valutare bene l'intensità dell'utilizzo della gambata piuttosto che al ritmo, piuttosto che al momento giusto del galleggiamento. Ci sono tanti aspetti che curati possono dare la migliore nuotata. Ed è un segreto che non è solo del paralimpico, diciamo che è un aspetto molto interessante e valutato anche dagli atleti olimpici. Certo. Ehm, l'importanza di eventi come questo, appunto dell'Open Day, per far ulteriormente crescere il movimento, quanto è grande? Allora, il movimento si alimenta proprio con questi momenti, in quanto laddove ci sono allievi con disabilità, sono in tutto il territorio, perché ad esempio, guardi, lo leggo dalla lista dei bambini che sono venuti la scorsa domenica, erano anche proprio del vostro territorio, di Villorba, di Vittorio Veneto, di Quarto d'Altino, di Scorzè, di Venezia, di Conegliano, di San Fior, e quindi ci sono delle storie di famiglie, bambini che cercano una risposta alla voglia di fare sport, non sempre nelle piscine nel territorio trovano una specializzazione per la disabilità. Adesso momenti così intanto fanno conoscere la possibilità e poi aprono delle porte, perché poi adesso torneranno queste famiglie nelle loro piscine e magari accompagnati da noi si potrà instaurare un dialogo, si potrà trovare degli istruttori che hanno interesse a approfondire le loro conoscenze natatorie anche per gli aspetti paralimpici e anche perché alcuni di loro possono essere già pronti ad affrontare delle prime competizioni, ne avremo a presto una anche a Mestre, in modo da poter ambire anche a risultati importanti di alto livello. Tra l'altro, fra 10 giorni a Lignano Sabbiadoro avremo una tappa della Coppa del Mondo organizzata appunto da noi italiani, una delle tappe più numerose come adesione che ci sono nel mondo, sono 9 tappe che vengono fatte in tutto il mondo e avremo quasi 500 atleti di 55 nazioni. Quindi dall'inizio, dalle prime bracciate fino alla possibilità di esprimersi ai massimi livelli, il nuoto paralimpico italiano riesce appunto a mettersi a disposizione. E si tratta di storie meravigliose, di storie singole meravigliose, ma anche collettive, perché ad esempio come gruppo la nazionale italiana già dal 2019 ha vinto 3 volte i mondiali di nuoto paralimpico. Quindi stiamo parlando di un'eccellenza italiana che riesce a coniugare anche sui territori l'approccio alle prime bracciate, alla conoscenza di persone interessate, che magari anche grazie a voi media viene a conoscere questa possibilità. Ricordo anche che ormai i bambini nelle scuole, i ragazzi nelle scuole spesso praticano sport e laddove c'è una disabilità è giusto che anche le persone con disabilità possano trovare una soddisfazione di praticare uno sport per il proprio benessere, per il divertimento, ma anche per una soddisfazione agonistica, per l'ambizione di una medaglia, per l'ambizione di una partecipazione a una competizione in cui c'è un risultato di squadra o anche sappiamo che abbiamo in Veneto atleti molto forti o anche per ambire a un posto per partire per Parigi, per le Paralimpiadi che ci saranno a settembre. La nazionale italiana porterà quasi 30 atleti alle Paralimpiadi per il nuoto, una delegazione numerosissima. Certamente. E dunque per averci parlato di questi importanti ed interessanti aspetti legati al nuoto paralimpico, ringraziamo di cuore Federica Fornasiero dello staff tecnico della nazionale FIMP per essere stata con noi.
Io vi ringrazio tanto e spero che, come è avvenuto in molte manifestazioni e in molte situazioni di comunicazione, ogni parola possa essere una goccia che porta a ispirare qualcuno per mettersi in gioco, per fare due bracciate, piuttosto che ambire a fare una grande gara. Grazie ancora.